Buonasera a tutti, grazie davvero di essere qui. È uno splendido, piccolo, meraviglioso teatro con un'acustica meravigliosa. Veramente suonare qui è un piacere, è meglio che essere in studio, quindi noi siamo a nostro agio, spero anche voi. Facciamo della musica un po' da matti, ma insomma vi porteremo nello spazio con noi. Bene, sì,
io sono qui questa sera un po' in doppia veste, no? Cioè nel senso che di produttore di rumori con l'elettronica e con la chitarra, insieme al mio compagno di sventura o di ventura, a seconda dei punti di vista, che è Roberto Dazzan. Mi creo un grande applauso per questo straordinario trombettista. E nella veste anche di un po' di raccontarvi qualcosa di questo straordinario disco. Quello che abbiamo suonato in apertura è una suite di pezzi del disco che precedono appunto Beaches Brew, cioè In a Silent Way e It's About That Time, con in mezzo un paio di pezzi miei buttati in mezzo così. Lo spirito è quello con cui noi affrontiamo la musica, credo che sia l'unico spirito con cui si possa affrontare la musica di Miles Davis, cioè in maniera non didascalica. Il problema del jazz è molto spesso, e oggi festeggiamo appunto la giornata del jazz, internazionale del jazz, è per noi jazz o jazz, che vi piace, come vi piace, insomma, uguale. Credo che sia appunto questo, cioè che per renderla viva questa musica è necessario continuamente ripensarla e ripartire dai grandi conoscendo la tradizione, per riuscire a provare a raccontare qualcosa di nuovo. E questo appunto, come è stato detto anche veramente molto bene dal vostro vice sindaco all'inizio, è la cifra di questo straordinario artista di cui quest'anno si celebra il 100° anniversario. Si celebra anche il 100° anniversario di un altro straordinario musicista che con Miles Davis ha condiviso una parte del proprio percorso e che a Miles Davis deve gran parte del suo successo, cioè John Coltrane, che non dobbiamo assolutamente dimenticare. Appunto, io mi occupo da tantissimi anni della discografia di Miles Davis, sono stato anche il discografo ufficiale della famiglia per il sito milesdavis.com e faccio il ricercatore oltre al compositore e al chitarrista. Ho scritto diversi libri su Miles Davis, e non solo su Miles Davis, ma sulla storia della musica del Novecento. E per me Beaches Brew è un po', come si diceva, una sorta di pietra di paragone. È uno scoglio durissimo a volte per molti ascoltatori, è uno dei dischi più odiati dagli amanti del jazz, chiamiamolo tradizionale, ma racchiude in sé veramente una grandissima modernità. È un disco, e ve lo dice uno che quando l'ho ascoltato per la prima volta a 16 anni non ha amato molto quel disco, devo dire, anzi proprio no, mi sembrava che ognuno facesse un po', andasse un po' perché si suoi, insomma. E io invece dicevo, ma pure se tutti dicono, cioè tanti delle persone di cui io mi fido mi dicono che è un grande disco, ci sarà un motivo. E allora ci sarà un motivo. E allora io ho cominciato negli anni, nei mesi, nelle settimane successive a questo primo ascolto, dopo il primo rifiuto, a fare un approccio omeopatico, a tenere un approccio, e quindi ogni giorno ascoltavo 5-10 minuti di quel disco e ho detto prima o poi entrerà qualcosa, no? E poi mi sono trovato invischiato in una sequenza, mi sembrava di essere su Marte. È un disco curioso perché dovete sapere che Miles Davis in quel momento lì, dopo aver fatto questo disco In a Silent Way, che è stato inciso il 18 febbraio del 1969, di cui appunto questi due pezzi che abbiamo suonato sono parte integrante di quel disco, che è un disco tutto costruito al montaggio con 8 musicisti. Non è un disco che fotografa una realtà, è un disco che è costruito come un film, ma con Teo Massero, il suo produttore, Miles Davis decide di spingersi oltre. E quindi vengono fissate 3 sedute di registrazione il 19, 20 e 21 agosto del 1969. Se voi siete appassionati di musica rock o di musica in generale, queste 3 date vi dicono qualcosa, perché il 18 di agosto si era chiuso Woodstock con lo straordinario concerto di Jimi Hendrix. Io non so, sapete, io sono tendenzialmente uno che
ha più un approccio scientifico alle cose, però devo dire che quella settimana lì se i pianeti sono allineati in una maniera straordinaria, perché voglio dire, prima Woodstock, che è stato il più grande evento concertistico della storia, almeno fino a quel momento, e poi subito dopo, la mattina dopo, Miles Davis entra in studio con 12 musicisti che non si erano mai incontrati prima e registra questo capolavoro che è Beaches Brew. E tutti dicono, ah, ci avrà messo, cioè se considerate che Dark Side of the Moon ci hanno messo circa un anno e mezzo a registrarlo, bene, questo disco Beaches Brew, che è anche un album doppio peraltro, viene registrato in un totale di 9 ore, compreso il posizionamento dei microfoni e la sistemazione di tutta la strumentazione. Quindi praticamente in 3 mattine, dalle 10 del mattino all'1 del pomeriggio. E la cosa pazzesca, per scrivere questo libro che abbiamo scritto con Veniero Rizzardi, che è uno dei fondatori dell'archivio Luigi IX della Giudecca di Venezia, siamo stati negli Stati Uniti e abbiamo avuto libero accesso agli archivi della Columbia Records quando abbiamo scritto questo libro ed è stato molto interessante scoprire molti segreti di e che se verrete a trovarci alla mostra sono esposti anche moltissimi dei documenti che abbiamo trafugato con destrezza. No, abbiamo avuto l'autorizzazione di fare tutte le fotocopie, eccetera, però diciamo che era molto, siamo stati molto fortunati, siamo dovuti andare 2 volte prima di avere l'autorizzazione dagli uffici legali. In parte ha giocato anche il fatto che dal 1996 io avevo stretto una fortissima amicizia con Teo Massero, che appunto è il produttore di Miles Davis, oltre che essere stato produttore di Dave Brubeck, Charles Mingus, quello che ha prodotto Sound of Silence di Simon Garfunkel, per intenderci, che era per me una sorta di zio d'America, e quindi lui ha contribuito moltissimo per far sì che questo fosse possibile. E quindi abbiamo intervistato con Veniero tutti i musicisti che erano ancora in vita, che hanno suonato in quel disco, ed è pazzesco perché Lenny White mi ha raccontato, uno dei 2 batteristi, è una band doppia, nel disco ci sono 2 batterie, 2 bassi, 2 pianisti elettrici che il terzo giorno diventano 3, e 2 strumenti ad ancia, clarinetto basso e sax soprano, 2 percussionisti e la tromba di Miles e la chitarra di John McLaughlin. I musicisti che suonano, se noi solo diciamo i musicisti che suonano in quel disco, ci rendiamo conto che la storia del jazz è passata da lì, perché i 2 batteristi sono Jack DeJohnette e Lenny White. Jack DeJohnette, che era entrato nel gruppo di Miles Davis già da un po', aveva sostituito Tony Williams, e Jack, sapete tutti, parte del trio di Keith Jarrett e 1000 altre formazioni, oltre che grandissimo leader. Lenny White, che con Chick Corea fonderà i Return to Forever, e con Al Di Meola, all'inizio Bill Connors, poi Al Di Meola e Stanley Clarke al basso, e Lenny White appunto mi ha raccontato che lui fu chiamato perché Miles Davis era andato questo per spiegarvi un po' il soggetto Miles Davis. Miles Davis era andato a sentire questo concerto, poi gli avevano parlato di questo giovane batterista che aveva un suono molto strano alla batteria, e quindi lui è andato su nel Queens ad ascoltare un concerto di Lenny White, e nel locale Lenny White stava suonando con questa batteria che lui aveva modificato. Lui al posto della gran cassa della batteria utilizzava un bidone di benzina che aveva tagliato, a cui aveva applicato la pelle della cassa della batteria, e quindi aveva questo suono lunghissimo, boom, boom. E quando Miles Davis sentì questa cosa gli si avvicinò. Miles Davis aveva una voce assurda perché aveva subito un danno alle corde vocali, per cui aveva questa specie di sibilo che lo sentite anche nelle registrazioni, e gli disse "That's the sound I want in my record". Quello è il suono di batteria che voglio nel mio disco. E quindi disse, mi invitò 2 giorni dopo a casa sua, e io arrivai lì e c'erano Chick Corea, il resto della band sono Chick Corea, che appunto con Lenny White poi fonderà i Return to Forever, poi c'era Joe Zawinul alle tastiere, Wayne Shorter al sassofono, che insieme fonderanno i Weather Report, John McLaughlin,
Poi nella band immediatamente successiva ci entrerà Billy Cobham e John McLaughlin e Billy Cobham fonderanno la Mahavishnu Orchestra. Quindi c'è tutte le più grandi band del jazz rock degli anni 70 nascono da Beaches Brew. E poi c'era nel disco prima c'era Herbie Hancock e in questo disco c'era Benny Maupin al clarinetto basso e Benny Maupin e Herbie Hancock fonderanno gli Headhunters. Quindi veramente un straordinario al sassofono, come ha detto Wayne Shorter, e poi c'era John McLaughlin alla chitarra, Miles alla tromba. I due percussionisti erano di due percussionisti di Nina Simone che Miles Davis aveva sentito suonare dal vivo e gli erano piaciuti moltissimo. E quindi li invitò e uno dei due è Don Elias, che è anche uno straordinario batterista, infatti nel disco in Miles Runs the Voodoo Down lui suona la batteria. E poi lo conoscete con Johnny Mitchell, con Jaco Pastorius, insomma, Don Elias, non ha bisogno di presentazioni. Chi resta fuori? I due bassi, Dave Holland, che suona quasi sempre il contrabbasso, tranne in un pezzo dove suona il basso elettrico con il plettro, e l'altro è Harvey Brooks. Magari Harvey Brooks dice, ma non è famoso come gli altri. E no, invece, Harvey Brooks era forse il più famoso di tutta la combricola, perché era il bassista della band elettrica di Bob Dylan, oltre che di Al Cooper, che faceva parte comunque anche lui della band elettrica di Dylan, della prima band elettrica di Dylan, ed era anche un produttore discografico straordinario. Quindi questa super band, dici, chissà quanto hanno provato, quanto hanno fatto. No, Lenny White ha detto, io arrivo a casa di Miles e c'erano 3 o 4 musicisti. C'era Chick Corea, Wayne Shorter che era seduto sul divano, e Miles, e poi c'era, non ricordo più bene, dice, forse Dave Holland, ma non eravamo più di 4 o 5. E Miles è seduto al pianoforte e ha suonato un Do. Cum, 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 cum. Poi si è alzato, ci ha guardato e ha detto, That's all. Questo è quello che registreremo domani. Che dice, noi ci guardiamo e dice, questo è impazzito. Cioè, la mattina dopo si trovano alle 10 in studio e danno vita a questo capolavoro straordinario.